macchinette del caffè all'Istituto Turazza di Treviso spunta un taglierino, studente di 17 anni ferito con 3 fendenti, l'aggressore è un sedicenne denunciato per lesioni aggravate. 17enne stroncato in casa da un arresto cardiaco, il commosso ricordo di compagni e insegnanti dell'Istituto Max Planck di Villorba, sul banco le sue foto, un fiore e la sua bibita preferita. Il caso dell'impiegato cinquantenne adescato da 3 giovanissime sequestrato a Vedelago, il quindicenne accusato insieme ai 2 maggiorenni dell'episodio è tornato a casa e potrà riprendere la scuola. Bancomat preso di mira nella notte da malviventi che utilizzando un flessibile hanno tentato di svuotare del contante lo sportello messi in fuga dai carabinieri. Non riesce a trovare lavoro perché una cinquantenne si fa avanti l'imprenditore Remo Mosele che le propone subito un'assunzione, venga da noi, non troviamo personale. Siccità, i 13 gestori del servizio idrico integrato Veneto riuniti oggi per elaborare un piano per tutelare la risorsa idrica. Intanto arriva l'allarme della CIA, con questa situazione l'agricoltura avrà acqua fino a maggio. Viene in vacanza sulle montagne bellunesi e scrive su Facebook pesanti offese, 44enne bresciana condannata dal Tribunale Civile di Belluno a risarcire con 11.000 euro il comune di Roccapietore. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Questi titoli in primo piano, lo avete sentito, una lite furibonda all'Istituto Turazza, poco dopo la ricreazione spunta un coltello, 17enne colpito con 3 fendenti, l'aggressore è un sedicenne. Le 11 del mattino al Turazza è suonata la campanella, tutto è accaduto in un attimo, poco dopo la ricreazione. Gli studenti si sono avvicinati alle macchinette del caffè, ad un tratto si sono sentite delle urla, tra 2 giovani è scoppiata una lite violenta. Motivi futili, sembra da una prima ricostruzione, forse per qualche spicciolo di resto. Sta di fatto che un sedicenne nato a Treviso ma di origini kosovare ha estratto dalla tasca un taglierino ed ha colpito con 3 fendenti all'addome uno studente di 17 anni trevigiano. Il ragazzo si è accasciato a terra. L'aggressore nel frattempo ha pensato bene di disfarsi dell'arma e l'ha gettata via. Immediatamente è stato lanciato l'allarme, altri studenti hanno chiamato gli insegnanti, una scena che si è consumata di fronte ad altri ragazzi dell'istituto. Qualcuno terrorizzato si è allontanato velocemente dal luogo dell'aggressione. Sul posto sono arrivati in poco tempo gli operatori del SUEM 118 e la polizia. La vittima è stata portata in ospedale, non è in pericolo di vita. Per tutta la giornata è rimasto al Cafoncello per essere medicato e per effettuare degli accertamenti. La sua prognosi potrebbe essere di circa 7 giorni. Il sedicenne, che è entrato a scuola con il taglierino, è stato invece portato in questura per essere ascoltato. Ha ammesso di aver colpito il compagno. Per lui è scattata una denuncia a piede libero per lesioni aggravate. È stata avvertita l'autorità giudiziaria dei minori a Venezia. Non si riescono invece a capacitare di quanto accaduto gli altri studenti. È grave perché lui si porta un taglierino a scuola anche se non si può. Mi dispiace per lui e anche per la sua famiglia, perché adesso La polizia non ha ancora sentito la versione della vittima, che verrà ascoltata nelle prossime ore. I 2 ragazzi si conoscevano, sembra solo di vista, e davanti alle macchinette si sono trovati per caso. Sta di fatto che il sedicenne aveva in tasca un taglierino. La polizia sta ricostruendo quei momenti drammatici che potevano finire davvero peggio. Ed ora la morte di Davide Piavento, studente del Planck, ha sconvolto davvero tutta la scuola, era sempre felice, un esempio per tutti, ricordo commosso di insegnanti e compagni di classe. Buongiorno, sono la mamma di Davide, adesso le darò una notizia che lei non può nemmeno immaginare. Questa è stata la cosa prima che mi ha detto: Davide non c'è più. Davide Piavento era stato ricoverato all'ospedale di Padova per circa un mese. Il suo insegnante di inglese aveva costantemente tenuto i contatti con la famiglia e domenica scorsa la telefonata della mamma con la tragica notizia. In fondo lui, pur avendo questo passato con salute cagionevole, ricoveri in ospedale, mai ha perso uno smalto, una simpatia, il suo volto e il suo comportamento mai era velato da una malinconia. La notizia diffusa dalla chat di classe è stata virale. Lo ricordano con pianti e sorrisi i suoi compagni di classe, alcuni di loro particolarmente legati a Davide.
Ho detto ai ragazzi che non c'era una maniera giusta per vivere questo dolore, che ciascuno si sentisse così libero di esprimere il sentimento e di vivere soprattutto la giornata di ieri, il trovare il banco vuoto così come voleva. E loro mi hanno detto: noi stiamo guardando le foto, guardiamo le foto di tutti i momenti che abbiamo vissuto con lui, e hanno cominciato a raccontare aneddoti. Mi ricordo quando ad Halloween, per fare uno scherzo un po' a tutta la scuola, siamo andati in giro in ricreazione, l'avevamo mascherato da Walter White, che è un personaggio di una serie americana. Lui era un grande appassionato di accendini. Ogni volta che andavamo in palestra andavamo alla Castellana. Abbiamo visto 3 accendini di 3 colori diversi e lui li ha comprati e ne ha dato uno a me e uno a un altro nostro compagno, dicendo che erano gli accendini dell'amicizia. Migliorava l'umore in qualsiasi situazione. Ad esempio, alla festa di un nostro amico era praticamente diventato l'anima della festa. Negli ultimi 5 anni è il quinto lutto per la perdita di un allievo del Planck e la scuola sta allestendo uno spazio per ricordare questi studenti che non ci sono più. È nato un paio d'anni fa e si sta sviluppando un parco all'interno del quale c'è una targa che purtroppo ha altri nomi, al quale aggiungeremo il nome di Davide. I funerali avranno luogo sabato 25 febbraio alle 10 nella chiesa di San Giuseppe a Treviso, dove ci saranno tutti i suoi compagni della quarta informatica che vogliono anche organizzare una festa per ricordarlo, bere la sua bibita preferita, ricordare il suo buon umore, che sia di esempio per tutti di come si può essere felici anche quando la vita ti impone delle difficoltà, felici come Davide sapeva essere. Incidente ieri sera poco prima di mezzanotte a Treviso all'incrocio tra Viale della Repubblica, Viale Monfenera e Viale Santa Bonanuova. A scontrarsi una Mini Cooper, una Volkswagen Golf e un'ambulanza del suo in emergenza senza paziente a bordo. Ferito lievemente il conducente della Mini Cooper, un 19enne, a eseguire i rilievi i carabinieri. Sequestro di persona e rapina. Dopo gli arresti domiciliari dei 2 giovani di 19 e 20 anni, anche il 15enne è tornato a casa. Il 15enne arrestato dai carabinieri assieme ai 2 complici per sequestro di persona e rapina aggravata è tornato a casa. Presto tornerà anche a scuola. Il giovane è difeso dall'avvocato Maria Francesca Sedran di Venezia. Poche parole lapidarie, quelle del legale, per tutelare al massimo il minorenne. Si dovranno attendere l'esito delle indagini per capire il ruolo dei 3 componenti nella banda. Secondo l'avvocato Sedran, il 15enne non sarebbe la mente del gruppo, né risulterebbe essere stato lui ad aver chattato con la vittima. Intanto i carabinieri stanno continuando ad indagare e verificare se ci siano state in passato altre vittime che non avrebbero poi avuto il coraggio di denunciare l'aggressione e la rapina. Il sito sul quale i ragazzi cercavano le loro prede era di incontri per uomini. Intanto a Vedelago, dove è ubicato il casolare dell'aggressione, i cittadini sono senza parole. Mai nessuno avrebbe pensato che potesse accadere una cosa tanto violenta e sconcertante. Il 19enne e il 20enne si trovano da ieri agli arresti domiciliari. I 3 si conoscevano bene, ma è da capire quale sia stato il meccanismo che abbia trasformato questi ragazzi incensurati in aguzzini. Il ragazzo più grande, fra l'altro, ha grossi problemi fisici e mentali e avrebbe dovuto seguire una terapia farmacologica. Ancora tanti gli elementi da chiarire. Intanto è ancora scossa e sotto shock la vittima, il 50enne impiegato, legato mani e piedi e picchiato a sangue per farsi dare il codice PIN del suo bancomat. Un'aggressione feroce, forse per qualche centinaia di euro. Sicuro erano organizzati e armati di coltelli e taser. Un piano interrotto dall'intervento immediato dei carabinieri di Castelfranco, che hanno scongiurato potesse accadere qualcosa di più tragico. Intorno alle 4 di questa mattina in via Marconi a Catene di Villorba, malviventi hanno preso di mira, probabilmente mediante l'utilizzo di un flessibile, lo sportello bancomat della filiale della banca Credit Agricole, praticando un foro nella parte sottostante la fessura d'ingresso delle carte. I ladri sono però dovuti scappare a mani vuote e per l'immediato intervento delle pattuglie dei carabinieri della stazione di Villorba e del nucleo radiomobile della compagnia di Treviso, allertate dalla società di vigilanza dopo l'azionamento del sistema di allarme. Sono in corso indagini per risalire agli autori del tentato colpo.
E primo giorno di allerta rossa per l'inquinamento a Treviso. Il sindaco invita i cittadini a ridurre la permanenza all'aperto, ma non ci sono da Casugana disposizioni formali in questo senso. Siamo consapevoli di essere in uno dei bacini più inquinati in questo momento e quindi l'appello che faccio ai cittadini è quello di prestare attenzione, di limitare possibilmente le ore all'aperto perché la qualità dell'aria è pessima. Si limita a suggerire prudenza il sindaco Mario Conte nella prima giornata di allerta rossa a Treviso per l'elevata quantità di polveri sottili nell'aria. Al di là delle limitazioni al traffico, con lo stop imposto anche ai diesel Euro 5 e i conseguenti controlli della polizia locale che però in giornata non hanno sortito sanzioni, sono i livelli di inquinamento a preoccupare. 11° giorno di valori ampiamente oltre la norma. Alle 8 del mattino in città oggi rilevati 112 microgrammi di polveri sottili per metro cubo, più del doppio della soglia di attenzione che è di 50. E questo mentre nelle scuole si svolgono le giornate dello sport con diverse attività all'aperto. Ai dirigenti scolastici non sono state però inviate disposizioni particolari e tutto procede normalmente. Il sindaco si limita a delle raccomandazioni generali. È una situazione diffusa praticamente in tutta la regione Veneto, però vorrei allargare a tutto il bacino padano. Tutti noi ci muoviamo per lavoro o comunque gli spostamenti quotidiani comunque li facciamo. Chi vuole può addirittura indossare la mascherina per proteggersi ulteriormente. Io dico responsabilmente facciamo attenzione, se possiamo limitare qualcosa limitiamoli. Per fortuna dicono che sia in arrivo una perturbazione che metterà la parola fine a questa emergenza. Non riesce a trovare lavoro perché cinquantenne al TAISI di Lovadina le propongono un'assunzione. Quelli più anziani sono più bravi dei giovani, perché i giovani non vogliono lavorare. È un fiume in piena. L'imprenditore Remo Mosole, che raggiunto al telefono, spiega come sia stato particolarmente colpito dalla storia di Sara Ervas, cinquantenne trevigiana, da tempo alla ricerca di un posto di lavoro che non riesce a trovare avendo già 50 anni compiuti. Uno è vecchio dei 50 anni? Ma uno è vecchio dei 50 anni. Se io ero del 44, dal 44 che lavoro non manco una mezz'ora da lavoro, e quando manco mezz'ora la mattina 8, mezza 9, l'impiegato mi dice: Soremmo sta poco bene, il mondo è cambiato, le mamme sono sacre, perché le mamme, le donne sono tutte mamme nostre e sono sacre, ma le mammine ultime, i figli non possono lavorare, poverini, dormono fino a mezzogiorno. Quando c'è la festa, no, ti si andava a lavorare a 10 anni noi. La differenza di età non conta, insomma. Al TAISI, hotel con ristorante e centro benessere di Lovadina di Spresiano, di proprietà di Mosole, hanno deciso di fare la propria offerta non appena letta la storia della cinquantenne, ma sembra che ancora non sia arrivata risposta. Quella signora ha detto, e noi abbiamo detto, ti assumiamo noi, deve ancora presentarsi, perché sono convinto che è una che ha il reddito di cittadinanza. Sono convinto. Perché se viene io la assumo subito, ma deve ancora venire, perché ho chiamato adesso il mio direttore, si è più presentata, non si è presentata. Nei comuni della Marca mancano all'appello 265 dipendenti che gli enti faticano ad assumere. Provincia e centro studi amministrativi della Marca hanno deciso di intraprendere una doppia iniziativa per ovviare al problema. Da una parte la provincia che si fa carico di attivare selezioni uniche del personale dei comuni, dall'altra il centro studi amministrativi della Marca trevigiana che lancia un corso di formazione per prepararsi ai concorsi degli enti pubblici. Sempre più complicato per gli enti locali assumere dipendenti, alle prove se ne presentano pochi e quei pochi sono spesso impreparati. A Breda di Piave tutti bocciati al concorso per tecnici comunali, ma l'elenco di prove non superate o concorsi andati deserti è piuttosto lungo, da qui la sinergia tra provincia e centro studi. Facciamo un albo di idonei. Un albo di idonei significa fare una prova scritta e quindi stilare delle graduatorie che abbiano già uno screening da mettere a disposizione dei comuni, i quali potranno attingere direttamente a questo albo. In caso ci sia un solo soggetto disponibile, il comune che ha bisogno di quella specifica figura professionale potrà procedere all'assunzione diretta, altrimenti effettuerà una selezione semplificata.
Noi pensiamo un po' che la legge dei grandi numeri questa diventi attrattiva, in qualche modo ci sia la possibilità di fare questa preselezione, la chiamo così, che dia delle opportunità a nuovi giovani, risparmia tempo il comune, risparmia tempo il candidato e speriamo che in qualche modo si rimetta in pista questa voglia di andare a lavorare nell'ente pubblico. Se da un lato ai comuni trevigiani mancano alla conta circa 265 dipendenti, stando all'indagine condotta dal centro studi, dall'altro chi si presenta ai concorsi arriva spesso impreparato. Si è pensato di istituire questo corso che è propedeutico all'affrontare il concorso presso gli enti locali. Cosa significa? Significa che ci saranno 12 lezioni suddivise in 4 moduli, ognuno dei quali riguarda una parte specifica dell'attività comunale. Avremo una parte teorica e una parte laboratoriale in cui verrà chiesto ai partecipanti di fare fattivamente quello che ogni giorno si fa in comune, perché spesso c'è una discrepanza tra la teoria e la pratica. Ed ora parliamo di siccità. I 13 gestori del servizio idrico integrato Veneto si sono riuniti oggi a Villa Verla per elaborare un piano per tutelare la risorsa idrica, prevenendo e gestendo eventuali rischi per garantire con continuità la qualità dell'acqua a fronte dei cambiamenti climatici. Intanto arriva dalla CIA l'allarme: se rimarrà questa situazione l'agricoltura avrà acqua a disposizione solo fino a metà maggio. Rischiamo veramente che a metà maggio di rimanere senza acqua e quindi di cominciare a provvedere ad un razionamento. L'allarme degli agricoltori risuona forte di fronte ai dati ARPAV che parlano di un livello delle falde significativamente più basso rispetto allo stesso periodo del 2022, questo a causa delle poche precipitazioni in pianura. Nei primi 15-20 giorni di febbraio sono caduti mediamente 0,5 mm di pioggia contro i 60 degli anni scorsi e le scarse nevicate in montagna. Preoccupante anche la situazione dei fiumi, dei flussi dell'Adige sono inferiori del 26% rispetto alla media del periodo. Il Brenta registra un meno 37%, il Po a Ponte Lago Scuro meno 56% e il Bacchiglione a Montegalda meno 68%. Tutto questo si riflette sulle colture dei prossimi mesi e se non preoccupa il frumento, diversa la situazione per le altre semine. Il mais, la soia, le barbabietole, cioè quelle colture che andranno giù da qui a pochi mesi, che si troveranno già dei letti di semina probabilmente aridi, e quindi anche lì bisognerà agire con un intervento di emergenza già in fase di semina. Mancano le riserve idriche e nemmeno le piogge previste nei prossimi giorni basteranno. Probabilmente non riusciremo né a rimpinguare le falde, tantomeno ad alzare quello che è la portata dei fiumi. La CIA si rivolge ai consorzi di bonifica per interventi immediati. Delle misure di gestione e di manutenzione di quelli che sono i corsi. Non ci possiamo permettere di sprecare un goccio di acqua per l'agricoltura. Dopodiché crediamo che vadano predisposte delle paratie, cioè anche nei corsi minori noi dobbiamo trattenere più acqua possibile. Ma quella che ormai non può più essere considerata un'emergenza siccità ha bisogno di interventi nel lungo periodo. Nel momento in cui viene meno l'oggetto dell'impresa agricola e quindi la produzione agricola, è chiaro che viene meno quello che è il progetto di impresa, e con il rischio che poi di tutti i problemi annessi e connessi che ci sono, quindi la mancanza della redditività, la perdita di aziende, la perdita di tessuto imprenditoriale all'interno del territorio. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio ed ora parliamo di Artigiani Animati, che è il progetto di Confartigianato Marca Trevigiana e Gruppo Alcuni per portare il mondo dell'artigianato nelle scuole. Avvicinare gli studenti delle scuole medie al mondo dell'artigianato, far comprendere loro le imprese e i mestieri artigiani in modo divertente e personale, rendendoli però anche protagonisti attivi per raccontare quello che hanno appreso. Sono gli ingredienti del progetto Artigiani Animati, che vede Confartigianato, scuole e il gruppo Alcuni insieme, prima con la realizzazione di una decina di video girati in altrettante aziende di settori diversi con imprenditori che raccontano la loro attività. Entrare in un'impresa artigiana e comprendere come funziona è in realtà sperimentare una piccola comunità di persone che regole si dà, ma non per un mero
rispetto, per una forma di legalismo, diciamo così, ma per rimanere competitiva. Tra queste naturalmente c'è anche il rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Si è voluto però fare un passo ulteriore coinvolgendo direttamente gli studenti. Per rendere i ragazzi dei protagonisti attivi, dei produttori di contenuti e non un mero pubblico a cui trasferire delle informazioni. E così il gruppo Alcuni, che da anni collabora con Confartigianato portando questo mondo negli istituti scolastici, ha chiesto ai ragazzi di raccontare l'artigianato con i loro occhi. Di vedere questi video e poi raccontare quello che le suggestioni, le idee che nascevano vedendo questo mondo. Hanno mandato tantissime storie, noi le abbiamo selezionate 3 e queste 3 sono diventate dei cartonetti. Quello che abbiamo cercato di raccontare è un mondo artigiano, ma che fosse ovviamente filtrato attraverso gli occhi e la matita dei ragazzi. Il barbiere originale, il gusto di imparare a fare il formaggio, la tradizione si rinnova sono i titoli dei 3 cartoon che vedono protagonisti un barbiere, un casaro e un calzolaio. Noi abbiamo anche raccontato, quando abbiamo fatto questi video, i problemi che può avere un artigiano anche dal punto di vista della sicurezza, perché l'altro aspetto è ovviamente quello che un artigiano deve certamente fare al meglio il suo lavoro, ma tutelare lui e i suoi collaboratori affinché il tutto avvenga in grande sicurezza. Il progetto, nato a Treviso, verrà esportato anche al di fuori dei confini veneti per raccontare i diversi volti dell'artigianato italiano. La speranza è che poi si possa fare una serie televisiva con dei cartoni animati sul mondo e fatti dai ragazzi, pensati dai ragazzi sul mondo degli artigiani. Questa mattina sono stati presentati i lavori di restauro di Palazzo da Borso a Treviso, dove verranno ospitati gli uffici del settore lavori pubblici e infrastrutture del comune di Treviso. 400 giorni di lavori per ridare a Palazzo da Borso nuova vita, restituendo alla comunità, ha spiegato il sindaco Mario Conte, uno dei gioielli del patrimonio architettonico della città. L'intervento, 2 milioni di euro il costo, iniziato nel novembre scorso, si concluderà tra un anno, quando gli spazi ospiteranno 30 uffici del settore lavori pubblici. In controtendenza riportiamo i nostri uffici comunali in centro storico, quando invece erano stati portati fuori. L'intervento prevede il restauro conservativo dei 900 metri quadri di spazi interni e dei 122 metri quadri esterni. Il nostro progetto, d'accordo con la sovrintendenza, valorizza il restauro funzionale e conservativo dell'immobile, quindi verranno levate tutte le superfettazioni e verrà restituito il palazzo come l'impianto originario seicentesco. Il progetto è un progetto di riordino, di ricostituzione della dimensione originale anche degli spazi che fanno riferimento poi ai tipici palazzi che veneziani, tripartiti con il grande salone. È un progetto anche di qualità dei materiali, di un contemporaneo che si introduce dentro un edificio storico con grande sensibilità. Durante la presentazione dei lavori, il primo cittadino ha sottolineato come questo sarà solo il primo di una serie di interventi per restituire alla città palazzi storici a partire da Villa Margherita e Palazzo Scotti. Secondo la concezione del sindaco, giustamente condivisa, le proprietà comunali vanno riqualificate, vanno restaurate, non vanno vendute e vanno restituite ai nostri cittadini. Domenica nel campo della parrocchia di Sant'Antonino la partita del campionato di eccellenza tra Arcella e Treviso. Gli eccessi dei supporter in arrivo dalla Marca hanno portato la questura a predisporre misure di sicurezza ai dirigenti dell'Arcella. È la prima volta che ci accade. Accesso al campo delle 2 tifoserie dell'Arcella e del Treviso separato, forze dell'ordine presenti a garantire la sicurezza. È la prima volta che queste misure sono adottate per una partita dell'Arcella, squadra che milita nel campionato di eccellenza, come spiega al telefono il direttore sportivo della società Massimo Ceccato. Viene il Treviso che è la capolista e al seguito il Treviso è una società, è una squadra che ha un gruppo di tifosi particolarmente appassionati. Questa passione a volte, da quello che ho sentito, perché io in 2 occasioni nelle controsquadre del veneziano ci sono stati degli episodi che sono andati ben al di là della passione. Una tifoseria calda, quella del Treviso, che lo scorso 8 febbraio a Spinè ha distrutto i bagni dello stadio al termine dell'incontro e che il 12 febbraio non ha potuto seguire in trasferta la squadra a San Donà di Piave.
Ai tifosi del Treviso sarà riservata la gradinata dietro la porta. Alla squadra di casa, seguita spesso anche dalle famiglie e dai ragazzi del settore giovanile, quella lungo un lato del campo. Fischio d'inizio domenica alle 14:30. Penso sia la prima volta che succedono vengono messi in atto queste misure, però probabilmente episodi precedenti hanno consigliato questo tipo di comportamento. Ai tifosi del Treviso sarà riservata la gradinata dietro la porta. Alla squadra di casa, seguita spesso anche dalle famiglie e dai ragazzi del settore giovanile, quella lungo un lato del campo. Fischio d'inizio domenica alle 14:30. È un campo parrocchiale proprio di vecchia data. L'Arcella rappresenta il quartiere di Padova, penso più popoloso di Padova, e facciamo riferimento alla parrocchia del santuario di Sant'Antonio. Speriamo che i tifosi trevigiani, visto anche l'ambiente, il patronato, il nostro campo è all'interno, le nostre strutture sportive sono all'interno del patronato e della parrocchia, magari consiglino un atteggiamento un po' più pacifico, più tranquillo. Grande successo per le premiazioni degli sportivi dell'Automobile Club di Treviso al centro ETA Beta Rally Academy di San Venemiano. Una festa che si rinnova ogni anno, dove vengono premiati gli sportivi collegati con ACI Automobile Club Treviso. Un encomio per tutti coloro che portano in Italia e anche all'estero la città di Treviso ai livelli di vertice. Ce n'è davvero per tutti, giovani, meno giovani, piloti, pilotini, veterani. L'ACI Treviso è molto interessata, è sempre rimasta sul pezzo, diremmo, per quanto riguarda lo sport e l'automobilismo sportivo. E la tradizione dell'ACI Treviso è diventata storia, ma continua, è una storia che continua, non che invecchia mai, perché anche i loro dirigenti, a partire dal presidente, dal direttore generale, tutto il loro staff sono molto attivi, molto effervescenti e sono sempre pronti a organizzare gare, diremo, di una certa anche importanza, ma soprattutto gare che attraggono sia gli sportivi ma anche i turisti e anche tutto il territorio. Una tradizione innata nei dirigenti trevigiani dell'ACI e accosta la politica alla vicinanza di eventi che si svolgono su strade pubbliche, che devono essere sempre perfettamente in ordine per permettere lo svolgimento in sicurezza di ogni sport. Faremo la manutenzione ordinaria di quel tratto di strada per la cronoscalata e avrà anche un duplice aspetto positivo, e cioè consentirà anche al Giro d'Italia di passare una strada di sicurezza. Ma indipendentemente da questo, la cosa che mi fa molto piacere è rivedere che qui nella Marca Trevigiana si torna a parlare di corse, di competizioni sportive, perché la nostra è una provincia che ha sempre dato molto in termini di campioni di auto, insomma campioni nell'ambito motoristico di fama anche internazionale, quindi che si riprenda a coltivare questo sport e a diffonderlo in sicurezza è una nota molto ma molto positiva. Ed ora siamo alla nostra pagina da Belluno e provincia. Viene in vacanza sulle montagne bellunesi e scrive su Facebook offese che le sono costate 4 processi penali con 2 condanne in primo grado. Una 44enne bresciana ora è stata condannata dal Tribunale Civile di Belluno anche a risarcire il comune di Roccapietro, e con 11.000 euro contro la sentenza ovviamente potrà essere proposto appello. Dopo le condanne penali nei confronti di Laura Internicola è arrivata anche una sentenza civile per gli insulti agli abitanti di Roccapietore. Da Vaia alle aule di tribunale per i serralli di Sottoguda, devastati e da allora in attesa di poter tornare alla pubblica fruizione. Connessi ai danni causati dal tornado sono finiti a giudizio epiteti scurrili ed altri quali lazzaroni ed assistenzialisti scritti dalla turista bresciana, non nuova esternazioni offensive e relative condanne sul proprio profilo Facebook. La diffusione allargata fu dovuta al fatto che Laura Internicola si era taggata sulla pagina Serrai di Sottoguda, rivolgendosi quindi in maniera inequivocabile alla popolazione di Roccapietro e poi agli agordini in genere.
diffamazione che ha portato alla condanna dell'autrice ad un risarcimento di 11.000 euro nei confronti del Comune e alla pubblicazione del dispositivo stesso. Ma la notizia sulla condanna a risarcire il Comune di 11.000 euro da parte del Tribunale Belluno alla nostra detrattrice che post vaia ci aveva apostrofati con parole abbastanza pesanti, dico ci aveva perché aveva apostrofato con parole pesanti l'intera popolazione del comune di Rocca, in quanto lei riteneva che fossimo degli assistenzialisti incapaci, eccetera. Non sto qui a elencarle, c'è scritto nella sentenza bene comunque. La condanna è esemplare perché sta a dimostrare finalmente che anche sulle pagine Facebook non si può scrivere tutto quello che si vuole. I leoni da tastiera non possono scrivere tutto quello che vogliono. Ad accorgersi di quanto scritto prima il 12 gennaio 2019 e poi ancora 10 giorni dopo fu la consigliera comunale Lucia Farenzena. L'azione legale da parte dell'amministrazione comunale fu immediata ed ora ha avuto soddisfazione dopo un lungo e complesso carteggio tra le parti grazie alla sentenza emessa dal Tribunale di Belluno. Incontro per la sanità bellunese in regione, sul tavolo con l'assessore Emanuela Lanzarin, il sindaco di Belluno Oscar De Pellegrini e il sindaco di Feltre Viviana Fusaro. Nell'incontro è stato affrontato anche il tema del piano di zona, rispetto al quale i sindaci hanno avanzato qualche perplessità in merito all'imminente scadenza del prossimo 31 di marzo. Sanità a confronto tra Regione Veneto, Comune di Belluno e Comune di Feltre. Sul tavolo l'organizzazione sanitaria, i progetti della Regione per potenziare le strutture, il problema della carenza di medici, di primari e sanitari, le possibili soluzioni per ottimizzare i servizi e migliorare la gestione per i pazienti. È stata affrontata anche la questione della RSA, dove dopo il Covid i conti non tornano in quanto le quote relative ad alcuni servizi sono sottostimate. A mio modo di vedere è stato un incontro veramente positivo dove abbiamo portato tematiche importantissime quali la sanità, è un settore che tocca tutti quanti, e abbiamo portato le istanze di tanti cittadini e associazioni che in questo periodo vengono a rappresentare un certo malumore. I comuni di Belluno e Feltre hanno presentato le difficoltà che emergono dai colloqui quotidiani con i cittadini e dato un quadro preciso e completo della situazione per come viene vista da Palazzo Rosso e Colle delle Capre. Si tratta di migliorare i servizi sanitari della montagna tutta all'interno di una visione unitaria della sanità bellunese su cui le due amministrazioni condividono la stessa visione. Abbiamo anche discusso delle RSA, le difficoltà che stanno vivendo dopo il Covid e soprattutto anche nella gestione degli stati vegetativi e dei SAPA, quindi i settori che hanno bisogno di molta più attenzione e quindi capire anche se la Regione riusciva a essere più vicino anche alla gestione di questi settori importanti. Ieri il Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica, riunito dal prefetto Savastano, ha dato il via libera al 38° rally bellunese, recepite regole e prescrizioni per la sicurezza dei piloti e del pubblico. Il 38° rally bellunese si farà? Si farà, e lo dico con grande soddisfazione, e sono state recepite dagli organizzatori, la 3C Promoter, tutti i nostri consigli che nel mese di novembre dello scorso anno avevamo dato loro. Un piano di sicurezza apprezzato all'unanimità, redatto secondo le regole richieste lo scorso 16 novembre a tutti gli organizzatori di eventi motoristici durante la riunione del Comitato Preventivo per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Il rally bellunese si disputerà i prossimi 1 e 2 aprile. Annullato lo scorso anno dapprima per motivi di sicurezza, poi perché la data individuata ricadeva nella domenica delle elezioni politiche di settembre, la gara si farà. Alcuni aspetti vanno chiariti, ma non sono aspetti formali ma sostanziali. Sto parlando di alcune curve, di alcune postazioni per il pubblico che necessitano di un approfondimento per vedere se tutte le misure di sicurezza degli spettatori e degli stessi piloti siano state adottate. Pianificazione, tecnico abilitato, tempistica. Questi i principi cardine attorno ai quali il prefetto e i componenti del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica hanno chiesto di lavorare. Un impegno che è un investimento per il futuro.
futuro. Ogni manifestazione, a maggior ragione una manifestazione come un rally che noi consideriamo ad alto rischio, necessita di una pianificazione, un piano di sicurezza, un piano di emergenza. Novità anche per la Pedavena Croce d'Auna. Il percorso può essere modificato leggermente, ha spiegato il prefetto, che nei giorni scorsi sul tema si è confrontato con il presidente del parco, Ennio Vigne. Nelle prossime settimane organizzeremo in prefettura un incontro con tutti i presidenti delle Proloco, per esempio, proprio per far capire loro che non c'è alcuna intenzione di aggravare l'organizzazione, se non il rispetto di quelle misure di sicurezza adeguate, proporzionate al livello di rischio. Il gruppo Media Nord-Est ha acquisito in esclusiva, in chiaro, i diritti per la fase finale della Coppa del Re. Il grande calcio spagnolo sarà in diretta su Tele Nord-Est i prossimi mercoledì 1 e giovedì 2 marzo con le sfide dirette e ritorno tra le big. In programma anche il classico Real Madrid-Barcellona, oltre a Osasuna Athletic Bilbao. 5 sfide con i match di ritorno il 4 e il 5 aprile e naturalmente la finalissima il prossimo 6 maggio, sempre ovviamente in diretta su Tele Nord-Est. E questa era la nostra ultima notizia, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e una buona serata. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Benvenuti al meteo. Pressione via via sempre più debole, tempo a tratti instabile. Vediamo insieme il dettaglio di venerdì 24 febbraio. Sul Veneto la giornata sarà contraddistinta da un cielo prevalentemente coperto e localmente nebbioso. Non si escludono modeste precipitazioni sparse sui monti e localmente anche in pianura. Quota neve intorno ai 1300-1500 metri. Temperature stazionarie minime tra 5 e 6 gradi, massime tra 9 e 14 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso cielo nuvoloso con possibili nebbie, possibile anche qualche debole precipitazione specie verso le prealpi. Temperature minime tra 5 e 9 gradi, massime invece comprese tra i 9 e i 12 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove saranno possibili maggiori schiarite soleggiate sui settori settentrionali, altrove molte nubi. Temperature minime intorno ai 3-5 gradi, massime sui 10-11 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.